Eccoci qua, siamo sempre con i nostri tre esperti, parliamo delle conseguenze, delle ripercussioni di questo lockdown, di questa chiusura, cosa aspettarsi dopo la riapertura. E qui voglio chiedere un po' al professor Gregori questo. Ha accennato la dottoressa al ruolo anche delle istituzioni. E un ruolo importante l'hanno avuto ovviamente i controllori istituzionali delegati naturalmente, quindi le forze dell'ordine, polizia, carabinieri e quant'altro, nel controllare che certe disposizioni venissero rispettate. Quindi anche a livello importante con delle sanzioni, però questo ineluttabilmente nelle persone ha provocato delle sensazioni non piacevoli, a volte anche di ostilità, per carità, poi vedremo quel che succede, però questo non è una cosa per il cittadino normale, onesto, che non stiamo parlando di persone che delinquono, ma che magari semplicemente hanno fatto, non so, infranto una di queste norme di attenzione. Non sono sentimenti positivi che vanno sempre a gravare sull'equilibrio psicologico delle persone. Fatto salvo le premesse che aveva già detto la professoressa Maresio sulla necessità di reagire in tempi molto brevi, quindi da parte delle istituzioni c'è stata questa costrizione evidente, e dove la priorità era sicuramente una sola, ed era quella di limitare la diffusione dell'epidemia. Quindi, detto questo, secondo me quello che sta succedendo e che si sta vedendo è anzi, una tendenza a vedere questi aspetti di lockdown, post-lockdown, fase 2, chiamiamola come vogliamo, in maniera assolutamente compartimentale, come se fossero differenti aspetti, uno slegato dall'altro. In realtà noi stiamo parlando di un sistema e di una problematica che è univoca di salute pubblica, dove noi abbiamo dovuto gestire all'inizio il problema epidemico, adesso gestiamo con strumenti, come diceva giustamente, coercitivi, ma perché lo dobbiamo fare, una fase di lockdown, ma poi dopo dovremo gestire problemi di breve e di medio e forse anche di lungo periodo che riguardano appunto la salute pubblica. Dico di breve periodo perché magari, e speriamo, gran parte delle situazioni di disagio psicologico che stiamo rilevando sono probabilmente risolvibili in poco tempo con un reinserimento sociale che comunque non sarà come prima e quindi sarà più lento. Ma ci sono alcune situazioni che possono farci immaginare delle situazioni di lungo periodo. Faccio un esempio: noi abbiamo un po' chiuso le persone, abbiamo chiuso il cancello, le abbiamo tenute a casa. Queste persone, lo sappiamo, hanno modificato in maniera pesante il loro stile di vita, hanno ridotto l'attività fisica e già in Italia ne facciamo meno che in Europa, va detto. Quindi avere più o meno un 20% che smette di fare attività fisica vuol dire un tracollo dal punto di vista dell'impatto di questo tipo di strumenti di prevenzione a livello di sanità pubblica. Però dico, aperto il cancello, usciti, riprendere le abitudini, rientrare nella tipica alimentazione corretta e suggerita non sarà per nulla né facile né scontato, e bisognerà immaginare che una serie di queste persone non lo farà, e quindi aumentando il rischio di malattie croniche nel medio-lungo periodo. Cioè noi dobbiamo immaginare che noi abbiamo iniziato una fase, un percorso, non è che adesso tutto finisce col 4 di maggio, se poi sarà il 4 maggio, quando sarà, e dopodiché ci sarà semplicemente il ritorno alla normalità. Questo ritorno è qualcosa che dobbiamo accompagnare con presidi sanitari, di medicina sociale, comunque sotto il controllo della salute pubblica. Assolutamente, perché altrimenti rischiamo altre malattie, altri malati di altro genere che nel lungo periodo possono essere estremamente dannosi. Basti parlare del semplice fatto delle persone anziane che, costrette a non uscire di casa, hanno difficoltà motorie, per esempio, si trovano che non riescono più a camminare come una volta. Assolutamente. Noi dobbiamo immaginare una serie di strumenti che sono sicuramente, alcuni saranno presidi, come dire, hard, presidi importanti che andranno ad aiutare fisicamente le persone, però altri devono essere anche strumenti come dire, di accompagnamento comunicativo alla popolazione. E qui, se posso, anche per ricollegarmi a quello che dicevano i due colleghi, c'è l'unica cosa che probabilmente possiamo imputare
ai decisori pubblici è stata una errata, insufficiente comunicazione Assolutamente. del rischio in questo periodo. Sì. Però facciamo una riflessione, e io insegno alla scuola di medicina, nel curriculum del medico, del professionista sanitario, non esistono corsi specifici di analisi del rischio, gestione del rischio, Mm. comunicazione del rischio. Quindi è la logica conseguenza di una disattenzione culturale quello che noi abbiamo visto, cioè il fatto semplicemente che non si è comunicato bene, ma perché in realtà non abbiamo mai riflettuto prima, quando avevamo tempo, sul come bisogna comunicare e gestire la comunicazione in questi frangenti. Assolutamente, però insomma bisogna far tesoro di questo per imparare. E qui mi collego al dottor Silano. Quanto è importante, cioè, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto, proprio anche di recente ribadito, che per esempio, come si diceva, l'attività motoria diventa importante, che uno stile di vita sano anche per riuscire a combattere poi bene qualora uno si incappasse in questo virus è fondamentale. E quindi quanto è importante anche che vengano dati dei messaggi sotto il profilo di comportamento alimentare molto chiari, tranquilli, rasserenanti, però ben definiti. E questi invece sono stati veramente latitanti a livello istituzionale generale di comunicazione. Magari l'abbiamo fatto più noi delle televisioni private che non nel pubblico. Sì, ha ragione, è vero. Diciamo che la comunicazione del rischio relativa all'emergenza Covid, quindi alle informazioni sull'andamento dell'infezione, ha un po' dominato la comunicazione delle informazioni in campo sanitario e ha completamente oscurato quelle che invece erano informazioni importantissime su come bisognasse comportarsi in una situazione comunque estremamente innaturale ed estremamente d'emergenza, come quella appunto di stare in casa per 40-50 giorni. È Ed è tanto, è mancata tanto. Cioè, ed è mancata sicuramente l'informazione sulla corretta alimentazione. Tenendo conto anche che per esempio nelle fasce più deboli, che sono le fasce diciamo dei bambini e degli anziani, molto spesso l'alimentazione era demandata a persone che non erano la famiglia, perché i bambini fino a 14 anni consumano diciamo, i pasti fino alle 4:30 a scuola, per cui con l'alimentazione, con la ristorazione scolastica, che è comunque in Italia un'eccellenza. Per cui comunque ci si è trovati improvvisamente a doversi fare carico, per esempio, nei bambini dalla colazione alla cena, e questo è qualcosa in cui le famiglie non erano abituate. 2 spuntini e un pranzo nei bambini di età scolare erano demandati alla scuola, che le certo. seguivano con delle linee guida estremamente rigide ed estremamente equilibrate. Anche gli anziani molto spesso erano le badanti che, come abbiamo visto, non sono riuscite a continuare a frequentare le case, ad alimentarli, per cui le famiglie, addirittura gli anziani, sono stati abbandonati, quelli che vivevano a casa loro stessi, con delle difficoltà di alimentazione che per cercare di risolverle naturalmente sono diventate un'alimentazione sbagliata e un'alimentazione non salutare, che tra qualche mese inizierà negli anziani e tra qualche anno nei bambini a dare le conseguenze. A dare le conseguenze, esatto. L'altro aspetto, so che lei non se ne occupa però indirettamente, è quello appunto che si diceva dell'attività motoria, secondo me non secondario, perché l'assenza di attività motoria provoca ripercussioni su tutta la sfera dell'equilibrio della persona, anche il fatto stesso per alcuni proprio di non uscire categoricamente di casa, oppure di uscire modello astronauta, fare qualche passo e poi ritornare dentro, che serve a ben poco. Questo doveva essere in qualche modo seguito, organizzato, gestito, cioè fanno tanti gruppi, tante equip di studio e ricerca, però trascurare questo aspetto mi sembra abbastanza significativo. Sì, diciamo che in questo caso la gestione e la prevenzione del contagio è stata l'emergenza ed è stata l'indicazione che ha guidato le scelte, ed era qualcosa che andava fatta per evitare poi che il quadro sanitario già drammatico diventasse ancora più drammatico. Come diceva prima il professor Gregori, però qualcosa su cui assolutamente possiamo lavorare per correggere comunque questa situazione è quella di, adesso che nella fase 2
ci sarà un alleggerimento, anche se non totale, ma ci sarà un alleggerimento delle misure di isolamento sociale, sicuramente delle guide per poter riprendere il più possibile l'educazione fisica, l'attività fisica, il movimento è qualcosa che assolutamente va fatta, fermo restando che, come già è stato detto, noi già partiamo comunque da livelli bassissimi, perché per una serie di motivi gli italiani sono il popolo che si muove di meno in assoluto durante la giornata, non necessariamente per fare sport, ma siamo il popolo che va più automatizzato a scuola, al lavoro, che non va a piedi, che non va in bicicletta, che fa anche meno attività fisica con i figli in giardino, per una serie di motivi che non stiamo più a approfondire. Per cui comunque già partiamo da una situazione compromessa prima ancora dell'emergenza. Chiaro. Dottoressa, salute mentale, quindi si parla di conseguenze della salute mentale. Ci sono stati degli studi che la stanno analizzando, le conseguenze di queste coercizioni a livello mondiale, sono partiti un po' da quello che è successo in Cina. Secondo lei, indicativamente, ci potrebbero essere delle reazioni diverse da gruppi di paesi, cioè dei gruppi di persone appartenenti a un certo paese anziché a un altro, a certe zone del nostro stesso paese rispetto ad altri, modalità diverse di recepire questo lockdown, di reagire e quindi di avere in qualche modo agganciare anche un certo tipo di abitudini nuove? La sua è una domanda bellissima perché è proprio tra le cose che ci stanno interessando nel momento in cui analizziamo i dati, no? Cioè, innanzitutto ci possono essere delle differenze macroscopiche e culturali, no? Come dice lei, ci sono studi a livello mondiale, a livello proprio di benessere psicologico, di salute mentale, e è interessante vedere se ci saranno delle distinzioni tra Stato e Stato. E come giustamente solleva anche lei il dubbio, vediamo se tra regione e regione ci saranno anche delle significative rilevanze, anche perché è vero che ci sono state delle regioni più colpite e delle altre regioni meno colpite in Italia, quindi perché non aspettarsi su questo anche delle reazioni diverse a livello psicologico? Ci sono dei dati anche che ora emergono che comunque sono abbastanza trasversali sull'aumento del consumo di psicofarmaci. Ci sono dei dati trasversali sul fatto che magari anche i bambini o comunque le fasce insomma più delicate in questo momento ne stiano risentendo, quindi comunque l'isolamento forzato, che sia in una regione fortunata tra virgolette, che sia viceversa in una regione in cui indubbiamente il virus ha mietuto delle vittime terrificanti, questo può essere una cosa su cui indubbiamente noi dobbiamo metterci molto pensiero, molta attenzione anche nello studio. Credo che il potere che in questo momento abbiano avuto i mezzi di comunicazione sia innegabile, da un lato perché certi traumi sono stati generalizzati, cioè voglio dire di immagini traumatiche come quella dell'infermiera che era stata diciamo veramente distrutta dal proprio lavoro, quindi quello che è stato l'immagine simbolo iniziale della pandemia e che è stata proiettata credo da tutte le emittenti, o l'immagine dei carri militari che portano via appunto le bare, sono delle immagini fortemente traumatizzanti che le ha viste tutta Italia. Ecco, su questo, quando lei parla di comunicazione e dell'importanza che hanno avuto anche i mass media, in questo direi che c'è un ruolo fondamentale. Come devo anche dare ragione sul fatto che le emittenti private hanno avuto un ruolo particolarmente positivo, perché io ho visto tanta sensibilità nel creare anche dei piccoli momenti di sport all'interno della casa o comunque dei momenti di condivisione con il pubblico di problematiche, per cui telefonate da parte del pubblico o comunque dei servizi nello specifico, che hanno indubbiamente creato qualcosa di positivo. Cioè c'è stata una sensibilità nelle emittenti private che è da riconoscere e che penso abbia contribuito al benessere anche psicologico delle persone.
che indubbiamente in questo momento non può essere ottimo. In questo momento ovviamente è un malessere più che un benessere, anche sì. perché ci potevamo aspettare che chi prima di questa pandemia avesse già una struttura abbastanza indebolita dallo stress lavorativo oppure dalla carenza di lavoro, cioè noi non venivamo esattamente da un periodo particolarmente luminoso Infatti. della nostra esistenza, prima ancora della pandemia. Dopodiché ovviamente c'è stato questa situazione tragica e possiamo ipotizzare che questo abbia avuto più ripercussioni su chi aveva già delle sintomatologie pregresse o magari delle carenze oggettive. Però è vero che da un certo punto di vista quello che lei prima sottolineava sull'importanza delle emittenti private e sul costruire un dialogo e anche dare delle opportunità dirette ad un pubblico quasi come se fossero di casa, credo che sia stato un punto di forza che andrà riconosciuto alle emittenti private, che forse non è stato presente in tutta Italia. Sì, infatti questo più che altro anche essere vicini alle persone, insomma, toccare, affrontare diversi temi che magari non sono sempre gli stessi o vabbè, con finalità di un certo tipo. Dopo con lei, dottoressa, voglio parlare un secondo anche della scuola, perché la scuola ha un ruolo socializzante fondamentale e non di secondo ordine, peraltro le prospettive sono un po' fosche e molti, non dico, sono molti genitori preoccupatissimi. Voglio parlare un attimo con il professor Gregori perché lei ha sottolineato da subito le ripercussioni nel lungo periodo di questa situazione. Vi preoccupano queste ripercussioni al di là di quando ci potrà essere un'apertura? Perché anche le conseguenze economiche sono sempre ripercussioni che vanno a gravare psicologicamente nella sfera dell'individuo, anche a livello sociale, tra l'altro. Cioè possono cambiare la vita delle persone, i presupposti di vita. Basti pensare alle vacanze, per esempio. Terra a terra. Assolutamente. Noi siamo entrati, diciamo così, noi siamo entrati in un territorio sconosciuto. Questo va detto, nel senso che questo territorio va in molteplici direzioni. Sicuramente dal punto di vista dell'epidemia stessa, perché non sappiamo se e come ci sarà o ci potrebbe essere un ritorno e con che tempi e in che modalità di questa epidemia. Molto dipenderà dalla nostra capacità di gestire in maniera progressiva le restrizioni che si spera andranno ammorbidite, ma diciamo così, in questo momento è un punto di domanda. Avremo poi una serie di altri scenari che riguardano la possibilità di rientrare in tempi medio-lunghi. Io non penso che questo potrà avvenire nel giro di un paio di mesi, come sento dire o sento auspicare. Penso che in realtà sarà un percorso estremamente lungo, che però, e questo è importante, mi ricollego al discorso che veniva fatto prima, agirà su due problematiche. Da una parte la fragilità di sistema e la fragilità individuale che noi ci stiamo portando dietro da prima, perché appunto, come diceva la professoressa Maresio, noi non veniamo da una situazione serena e scevra di problemi, anzi tutt'altro. Dall'altra parte noi abbiamo un problema di fragilità sistemica, perché non è un caso, secondo me, e concordo completamente sul ruolo delle emittenti private, che ci sia stata una forte risposta, diciamo così, locale, dove locale magari vuol dire anche regionale, cioè noi abbiamo dei comportamenti dell'epidemia in regioni apparentemente allineate e sincrone, completamente diverse tra, per esempio, il Veneto e la Lombardia. Quindi a livello locale noi abbiamo dato capacità dimostrazione di capacità di reazione. Quello che manca è la parte sistemica. Adesso che bisogna iniziare a definire delle strategie che riguardano non più la singola comunità, perché il lockdown è gestito a livello di comunità. Certo, sì. Mentre invece la riapertura è gestita a livello di paese. Non è che noi riapriamo tra Trieste e Padova o tra Milano e Bergamo, noi riapriamo il paese all'esterno e quindi dobbiamo gestire questa cosa come paese. Certo. E qua abbiamo dimostrato, secondo me, una grandissima fragilità, che ripeto è una cosa che ci portiamo da prima. Chiaramente insomma, sono i nodi che vengono al pettine e l'epidemia da questo punto di vista ha fatto un po' da pettine per farli emergere nella maniera più crudele e cruda che si possa ovviamente immaginare. Però i nodi c'erano già prima.
Certo, siamo in chiusura di questo spazio, dottoressa, però volevo appunto porle la questione dei più giovani, delle scuole, dalle materne alle scuole superiori. Questo è un altro aspetto importante, perché la crescita dell'individuo passa attraverso la socializzazione, quindi la scuola, e scuola vuol dire stare insieme, e stare insieme, ai noi, sappiamo. Questo avete analizzato anche queste conseguenze, oppure un'altra ricerca a sé stante? Allora, noi partiamo dai 16 anni in su, Ah, però è vero che il questionario è stata una scelta mirata appunto secondo questo tipo di target. Indubbiamente però rispetto a quello che dice lei, vabbè, abbiamo i dati degli adolescenti sì, logicamente. Per quanto riguarda la parte dei bambini si può dire anche molto. Perché? Perché noi abbiamo i dati degli affidatari, dei No, caregiver, insomma, dei bambini, da un certo punto di vista, abbiamo la parte dei genitori. Però in generale, a livello psicologico, ha ragione sul fatto di dire forse sono state tra le persone più colpite, come lo sono anche tutti i giovani. Perché se noi agiamo una situazione in cui depriviamo le persone di una socialità, e noi sappiamo che noi come esseri umani siamo tattili, no? mhm, Nasciamo e la prima cosa che facciamo non è parlare, logicamente, è guardarci e toccarci. Bene, questa situazione ovviamente ci ha deprivato, se non altro per la maggioranza, di queste modalità, se non tramite questi mezzi che stiamo utilizzando anche adesso, che però non sono sostitutivi. In più c'è la questione dell'identità di gruppo, che è molto forte sia per i bambini che per gli adolescenti. Cioè io stabilisco la mia identità non solo attraverso le mura familiari, ma soprattutto confrontandomi con l'altro. Ora è logico che tutto questo possiamo dire che è venuto molto a mancare. È stato significativo il fatto che si sono attuate delle metodologie via web in diverse scuole, se non in tutte, però questo ha comportato un carico anche per i genitori enorme, perché è voluto dire anche gestire, oltre che magari lo smart working per chi lo poteva fare, anche il proprio figlio a casa, anche certo. il fatto che il figlio ne risentisse di più, anche il fatto che il figlio iniziasse a manifestare dei comportamenti di ansia e frustrazione maggiore, perché in quell'età i genitori devono mettere limiti, ma molto spesso sono coadiuvati anche dalla scuola. Quindi l'ambiente scolastico, non dico che c'è una delega, ma dico che in genere, come giustamente ricordavamo prima, c'erano proprio delle abitudini totalmente diverse. E quindi quello che potremmo aspettarci, anche facendo una ricerca in questo senso, lei ha dato un'ottima idea, è quello di trovare delle situazioni che probabilmente sono aggravate e appesantite dal fatto che in questo momento sulla famiglia c'è tutto un peso Eh e sì. c'è un peso che probabilmente non finirà, perché come giustamente dice lei, tutti i genitori si stanno chiedendo ma fino a quando i miei bambini staranno a casa? Eh sì, E purtroppo questo ancora le istituzioni non hanno dato una risposta no, e quindi non la sanno ringrazio per darla. la domanda perché è È uno una delle spunto. domande che ci dovremmo porre anche da un punto di vista scientifico. Assolutamente, io vi devo ringraziare, è stato estremamente interessante questo approfondimento che abbiamo fatto insieme. Vi invito nuovamente ad approfondire questo tema, perché magari tra un po' di tempo, magari tra un mese, 20 giorni, speriamo di essere fuori da questo lockdown, forse qualche dato in più ce l'avete, quindi anche di qualche modo richiamarmi all'attenzione in questo, perché ci terrei veramente moltissimo, penso anche ai nostri telespettatori, ad avere un po' un aggiornamento su altre persone e come soprattutto si è reagito in eventuale apertura, che tutti ci auspichiamo naturalmente, perché non ne possiamo più. Detto questo, io vi ringrazio del vostro lavoro, buon lavoro, perché so che ne avete da fare, quindi grazie al professor Marco Silano dell'unità Alimentazione e Nutrizione dell'Istituto Superiore di Sanità, grazie al professor Dario Gregori grazie a dell'unità di voi. biostatistica dell'Università di Padova, grazie alla professoressa Elisabetta Maresi, unità di psicoterapia e psicologia di ProChild Onlus. Grazie a tutti e tre, buon lavoro, naturalmente buona serata. E a voi cari telespettatori invece restate con noi, perché la trasmissione continua tra poco dopo la pubblicità.